Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calciolecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Buongiorno a tutti amici di LCN Warm Up, bentornati qui nel nostro studio. La pausa nazionale è finita, quindi si torna a fare sul serio. Sì, perché ormai è da 2 settimane che non ci vediamo, o meglio ci siamo visti perché la scorsa settimana vi abbiamo tenuto compagnia con uno speciale di questa trasmissione, ma in esterna, nel senso che vi abbiamo portato insieme a noi allo stadio Rigamonti Ceppi, dove di venerdì sera, quindi una settimana fa esatta, il Lecco si è trovato in campo per un allenamento a porte aperte, quindi con i tifosi. Un buon numero si sono presentati allo stadio e che di fatto è stata la prima occasione per vedere all'opera mister Emiliano Bonazzoli, che è stato colui che è stato scelto per prendere il posto di mister Luciano Foschi dopo l'esonero. Quindi arriviamo appunto da 2 settimane di lavoro, 2 settimane in cui il Lecco non ha giocato partite ufficiali. Appunto quella di settimana scorsa è stata semplicemente una partitella in famiglia per iniziare a mettere un po' ad alzare un po' il ritmo, comunque a iniziare a sperimentare anche qualche nuova idea con il nuovo mister, con il cambio di guida tecnica. E invece adesso appunto si torna a fare sul serio, perché domani il Lecco torna in campo per il campionato di Serie B e allo stadio Rigamonti Ceppi è atteso l'Ascoli, quindi una squadra che ha avuto un rendimento finora un po' altalenante in campionato, ha avuto qualche difficoltà all'inizio, ma adesso tutto sommato ha ripreso la sua marcia con 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 partite, e quindi si presenta allo stadio Rigamonti Ceppi con tutta l'intenzione di fare risultato. Però sull'avversario ci concentreremo dopo. Ora ci concentriamo un attimo sulle questioni che ci riguardano da vicino, quindi su quelle della squadra bluceleste. Mister Emiliano Bonazzoli ha parlato oggi per la prima volta alla vigilia di una partita, quindi è intervenuto in conferenza stampa e ha puntato l'attenzione su quelli che sono stati i punti fermi della sua prima parte di lavoro qui a Lecco. Ha sottolineato fin da subito come la squadra abbia alzato tanto l'intensità in allenamento, quindi si è allenata, ha lavorato sodo in questi giorni di pausa per provare quindi a invertire la rotta, a trovare finalmente un risultato utile per smuovere la classifica. Ha lavorato tanto sul campo con qualche nuova idea, ha sottolineato, che però non vuol dire uno stravolgimento totale dal punto di vista anche del modulo, comunque delle idee che sono state finora portate avanti. Quindi il mister da questo punto di vista ha respinto l'idea di un cambio radicale di modulo, quindi non sappiamo con certezza se domani sarà riproposto il 3-5-2, ma tutto fa pensare che si possa andare in questa direzione, anche perché ci sono alcuni aspetti da tenere conto, ovvero le defezioni. Il mister ha spiegato che per la partita di domani non saranno disponibili né Marrone, che ha accusato un risentimento muscolare negli ultimi giorni, né Capitan Giudici, che invece ha le prese con la pubalgia. Ancora da valutare anche Guglielmotti, che finora, come sapete, ha trovato grande spazio in campo proprio a scapito del capitano Luca Giudici, perché appunto Guglielmotti anche lui ha avuto un problema fisico in questi giorni. Questa mattina si è allenato con la squadra, quindi le sensazioni sul suo conto sono positive, ma per sapere con certezza se potrà essere impiegato bisognerà aspettare ancora qualche ora. Quindi al momento le certezze non sono poi così tante, o meglio Bonazzoli un po' sulla scia di Foschi non ha voluto svelarci più di tanto quelle che potranno essere le sue scelte, quindi ha detto che si vedrà domani anche la reazione della squadra, che è attesa adesso. La squadra non può più permettersi di sbagliare, anche perché sapete che quando comunque si cambia allenatore il primo obiettivo è quello
quello di dare una scossa, quindi di pungolare un po' la squadra sperando di cambiare marcia, anche perché, e sarà importante farlo, anche perché domani la squadra, il Lecco, si troverà di fronte una formazione magari non eccessivamente appariscente, perché l'Ascoli non è comunque una delle candidate per esempio alla promozione in Serie A al momento, però è una squadra comunque con grande esperienza che è dettata comunque dalla presenza in rosa di uomini che hanno appunto avuto già esperienze in altre squadre importanti, in Serie B o anche in categorie superiori, come Nestorowski, comunque giocatori che possono dire la loro, ecco. Quindi è una squadra da non sottovalutare, anche questo l'ha ripetuto in più occasioni mister Bonazzoli, anche perché è una squadra che sa andare al sodo, una qualità che in Serie B è importante. Sapete che il Lecco purtroppo ha perso dei punti preziosi in queste prime uscite di campionato, proprio perché non sempre ha dimostrato la capacità di saper cogliere tutte le occasioni che le si presentavano, quindi è mancata un po' in termini di cinismo, cosa che invece l'Ascoli magari ha dimostrato di avere, ecco. Quindi una squadra con le idee chiare, una squadra che sa rendersi pericolosa, che dovrà fare i conti con qualche defezione a sua volta, un po' come il Lecco, ma che allo stesso tempo ha tante pedine importanti su cui contare. Quindi come vi dicevo, il mister pare che non abbia intenzione di cambiare l'assetto tattico della squadra, anche perché ha sottolineato come sia importante comunque garantire delle certezze a una formazione, a un gruppo di ragazzi che ha già avuto il cambiamento della guida tecnica, quindi un cambiamento importante, nonostante comunque sia stato nel segno della continuità, perché sapete che il punto fermo in realtà dello staff tecnico è sempre Andrea Malgrati, che è vice allenatore, anche se in realtà sapete che ha comunque un grande peso nelle scelte poi di formazione, comunque nelle scelte riguardanti la squadra. Quindi è importante comunque mantenere qualche certezza. Sentiamo ora le parole del mister, vi facciamo sentire un breve estratto della sua conferenza per farvi capire proprio quello che ha intenzione di fare in vista di domani. Pensiamo che possono essere positivi per la squadra, quindi abbiamo cercato di non travolgere più di tanto. Ecco mister, diciamo che in 2 settimane non si cambia il mondo e tantomeno una squadra di calcio, quindi avrete una linea di continuità come hai detto, ma ci aspettiamo magari anche a livello di uomini portare avanti l'idea che comunque ti sei trovato in mano. Venerdì bene o male abbiamo visto che le 2 formazioni che hai messo in campo si assomigliavano abbastanza rispetto al pregresso, oppure magari insomma in mente anche qualche sorpresa. No, come hai detto giustamente, arrivare e cambiare subito in modo repentino è difficile, stravolgere tutto è difficile anche per i giocatori. Si cercherà piano piano di inserire qualche, come detto prima, accorgimento, ma anche andare a lavorare sul cambio modulo, perché comunque ti permette durante le partite, in base se stai perdendo o vincendo, devi comunque cambiare qualcosa. Canto Feeling Experience è il sushi gourmet che stavi aspettando, dove tradizione e creatività si uniscono per dar vita a un'esplosione di sapori unici. I nostri ristoranti offrono una formula open sushi con una selezione di prelibatezze che vi faranno innamorare della cucina giapponese. Un'esperienza autentica e indimenticabile, dove ogni piatto combina ingredienti di altissima qualità e abbinamenti ricercati. Vieni a trovarci a Lecco in via Col di Lana 6, telefono 0341 50 38 12. E a Colico in via Nazionale 130, telefono 0341 59 16 25, canto.it. Bene, avete sentito un breve stralcio delle dichiarazioni di mister Bonazzoli, in cui appunto volevamo farvi provare a capire cosa ha in mente il tecnico in vista della partita di domani. Anche l'Ascoli è alle prese con le ultime scelte. L'Ascoli è già partito per venire a Lecco, quindi con largo anticipo, per essere comunque pronto a scendere in campo senza troppi affanni, senza troppi problemi dell'ultimo minuto, e anche
appunto anche in casa Ascoli si sta ragionando su quelli che potranno essere gli uomini da schierare in campo. Come vi abbiamo già anticipato, il mister ha qualche dubbio, soprattutto in difesa a centrocampo, ma perché nel reparto mediano innanzitutto ci sono alcuni giocatori in dubbio, nel senso ci sono alcuni ballottaggi, qualche scelta ancora da definire, mentre è la difesa proprio il reparto che soffre delle maggiori defezioni, sempre per problemi fisici, quindi anche mister Vialli avrà il suo bel da fare per capire quale sarà la formazione migliore da mandare in campo. Mentre non dovrebbero esserci problemi per vedere almeno in panchina due grandi ex del Lecco, grandi ex nel senso che sono molto recenti, quindi tutti voi dovreste ricordarli abbastanza bene perché hanno lasciato comunque un bel ricordo a Lecco. Stiamo parlando di Patrizio Masini e Erdis Kraja, quindi due ragazzi giovani su cui il Lecco ha puntato molto, li ha fatti crescere e poi li ha lanciati comunque nelle categorie importanti del calcio fino appunto alla Serie B, che adesso stanno giocando con l'Ascoli. Per il momento Masini è ancora un pochino alle prese con qualche problema fisico, sapete che ne ha avuti parecchi già ai tempi della sua esperienza al Lecco e poi ancora quando si è trasferito nelle Marche anche in maniera più grave, più seria, mentre Kraja finora ha trovato un pochino più di continuità. Vedremo se domani almeno uno dei due potrà scendere in campo, quindi potranno magari anche riabbracciare i loro vecchi tifosi che sicuramente li ricordano con piacere nonostante non siano più qui in blu celeste. Per quanto riguarda invece i precedenti tra le due squadre, sapete che ve li offriamo sempre in questa trasmissione, sono pochi, le due squadre non hanno mai avuto un grande passato insieme, nel senso che gli unici due precedenti risalgono proprio al campionato di Serie B, quello famoso disputato 50 anni fa, quindi nel 72-73, e in entrambe le occasioni ebbe la meglio l'Ascoli, in un caso per 3-0, in un altro per 1-0, quindi due belle vittorie, una anche molto netta. Vedremo se domani questo quadro, questo scenario di precedenti potrà finalmente vedere anche il Lecco vincitore, quindi ce lo auguriamo ovviamente. E niente, per quanto riguarda invece l'Ascoli, torniamo un attimo al presente e vi offriamo una breve panoramica anche delle dichiarazioni di mister Vialli, che ha parlato un po' come ha fatto Bonazzoli. In realtà lui ha parlato già ieri, quindi per portarsi avanti, visto che come vi dicevamo la partenza dell'Ascoli è stata fissata con largo anticipo sul programma comunque della partita, che sarà domani alle 14, quindi il mister si è concentrato proprio sul Lecco, sottolineando come i blu celesti, proprio in virtù del fatto che hanno appena cambiato la guida tecnica, siano un avversario da non sottovalutare. Appunto il mister ha detto proprio che non fa mai piacere giocare contro squadre che hanno cambiato la guida tecnica. In conferenza stampa lo ha detto che in questa Serie B accade spesso ma in generale comunque in Serie B capita di incontrare squadre che hanno cambiato allenatore, perché sapete che gli avvicendamenti non sono poi così rari in questi campionati. Quindi il Lecco, dice Vialli, nelle partite disputate ha sempre battuto una squadra mai doma. In quello stadio, che lui dice di conoscere bene, mi aspetto una gara gagliarda da parte dell'avversario, complicata sotto l'aspetto della pulizia del gioco. Sarà una partita anche sporca, ma in quei momenti dovremo riuscire a starci dentro, dovremo fare tante partite diverse nella stessa gara. Quindi così l'Ascoli si presenta a Lecco, quindi con voglia di battagliare, di portare a casa un risultato che chiaramente sarebbe importante, ma sarebbe importantissimo anche per il Lecco, che poi, come sapete, vi abbiamo detto prima che adesso si comincia a fare sul serio, avrà un tour de force decisamente impegnativo. I blucelesti saranno attesi da un blocco di 6 partite in 22 giorni, quindi tante partite, tante gare ufficiali in un arco di tempo comunque limitato, perché sapete che ormai sono stati calendarizzati anche i recuperi, quindi prima della prossima sosta uno sarà già martedì, quindi oggi è solo venerdì, ma lunedì saremo di nuovo qui, perché sarà giorno ancora di vigilia, perché martedì il Lecco scenderà in campo a Pisa per quella che sarebbe stata la prima partita del campionato di Serie B, quindi ci sarà questa partita importante, poi ci sarà anche in seguito il recupero contro lo Spezia e poi successivamente dopo la sosta quello contro il Como, quindi anche senza andare così lontano nel tempo, però il Lecco è davvero atteso da un gruppo di partite impegnative, toste, che dovrà dare risposte comunque a una squadra che finora è relegata proprio all'ultimissimo posto della classifica con un solo punto, quello conquistato sul campo del Monza
Modena con un pareggio, quindi appunto ci aspettiamo che domani il Lecco possa finalmente fare la voce grossa almeno davanti ai propri tifosi per regalare loro una gioia e regalarla anche al patron Paolo Leonardo Di Nunno, che come vi abbiamo già raccontato è ancora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni, lo ha detto il DG Angelo Maiolo, sono in miglioramento fortunatamente. Il patron è uscito, è ancora in terapia intensiva, scusate, ma le sue condizioni appunto sono in miglioramento, è stato finalmente stubato e i parametri sono stabili, quindi tutto fa pensare che se non ci saranno particolari problemi nei prossimi giorni, già a inizio settimana potrà essere spostato in reparto, continuare la sua degenza magari ancora per qualche giorno, per poi essere dimesso. Quindi quello che doveva essere solo un'operazione per la frattura all'omero poi si è rivelato essere un problema un po' più importante che lo ha condizionato a livello polmonare e cardiaco, ma adesso le cose sembra che stiano andando per il meglio, quindi facciamo lui un in bocca al lupo ovviamente e ci auguriamo che la vittoria, che domani possa arrivare una vittoria da dedicare anche a lui, quindi ce lo auguriamo appunto. Quindi io per adesso vi saluto, vi do appuntamento a domani, naturalmente saremo qui con voi con LCN Stadio per raccontarvi la partita allo Stadio Riga Monticeppi, fischio d'inizio alle 14, quindi vedremo se ci sarà finalmente un po' di gente allo stadio. Da Ascoli dovrebbe arrivare oltre un centinaio di persone, da Lecco stiamo cercando di capire come si sta sviluppando la prevendita, forse è un po' anche il meteo che non invoglia ad andare allo stadio, però fortunatamente non fa ancora così freddo, vedremo se la cornice di pubblico sarà quella delle grandi occasioni oppure no. In ogni caso, come vi dicevo, saremo qui a raccontarvela, quindi se non ci sarete ci saremo noi per portarvi allo stadio idealmente con LCN Stadio. Poi naturalmente torneremo invece con LCN Aftermatch, quindi per raccontarvi tutto quello che sarà successo, tutte le nostre analisi, commenti a caldo e niente. Quindi poi invece ci ritroveremo, come vi ho già detto, in un arco di tempo molto breve, perché lunedì saremo di nuovo qui con LCN Warm Up in vista di Pisa Lecco, ma questa è un'altra storia. Per ora dobbiamo concentrarci solo sull'Ascoli e quindi l'appuntamento che vi do è a domani. Grazie mille per ora, ci rivediamo domani, forza Lecco.